Benvenuti a questa nuova edizione di Fabi TG, appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dei bancari. Veneto Banca, nessuna aggregazione se la vendita di BIM e il prestito obbligazionario andranno in porto. Consoli ha dichiarato che sul versante patrimoniale gli interventi già deliberati dal Consiglio d'amministrazione per adeguare gli indicatori patrimoniali consentiranno di mettere in sicurezza i conti entro il 30 giugno prossimo. Per quanto riguarda il nuovo piano industriale, che dovrebbe essere deliberato dal Consiglio d'amministrazione entro gennaio, Consoli ha anticipato che gli interventi per consolidare l'efficienza della banca non dovrebbero comportare esuberi. Ma sentiamo l'intervista di Flavia Gamberale al coordinatore Fabi di Veneto Banca, Giuseppe Algeri. Secondo voi la banca è nelle condizioni di mantenere la propria autonomia? Se ci basiamo sulle rassicurazioni che abbiamo ricevuto dall'amministratore delegato Vincenzo Consoli, sembrerebbe che le iniziative deliberate dal Consiglio di amministrazione abbiano proprio come principale scopo quello di consolidare il patrimonio e di salvaguardare l'autonomia. Quindi noi confidiamo che vadano in porto. Che cosa vi aspettate adesso dal management? Dal management ci aspettiamo chiarezza e riteniamo doveroso un'informativa puntuale e un aggiornamento puntuale sull'evolversi della situazione. Troviamo poco corretto che i colleghi apprendano le informazioni esclusivamente dai giornali, nei corridoi o qualche volta è peggio ancora dai clienti. Meritano sicuramente maggiore trasparenza anche perché non hanno mai fatto venire meno il loro impegno. Grazie per l'attenzione, arrivederci, buona serata.